Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli di oggi. Tragedia per un'allieva 22enne della Guardia di Finanza. La giovane originaria di Alcamo precipita da una finestra della scuola ispettori dell'Aquila. La procura ha aperto un'inchiesta. Si accende la polemica tra il ministro della Giustizia Nordio e il procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia sulle carceri dopo l'allarme del magistrato sul controllo dello Stato negli istituti penitenziari. Arriva la replica. Ha perso, dice Nordio, il controllo di se stesso. A Scordia, nel Catanese, un carabiniere di 25 anni è stato ferito con una coltellata da un 28enne. Il militare era stato chiamato dal fratello del giovane che minacciava il suicidio. Ai nostri microfoni il racconto di quei momenti. Siamo a disposizione della gente. A Caltanissetta la famiglia del capo reparto dei Vigili del Fuoco Alessandro Marchi, morto mentre era impegnato nelle operazioni antincendio a San Cataldo, vuole che si faccia chiarezza. Ha nominato un legale che seguirà le indagini sulle cause del decesso. Mentre gli incendi devastano la Sicilia, massima allerta, raddoppiati i turni dei Vigili del Fuoco, ma torna l'allarme sui piromani e sulla necessità di rafforzare il controllo sul territorio. Caro carburanti, il diesel ha toccato i 2,46 al litro, i rincari pesano sulle tasche degli automobilisti, soprattutto in Sicilia. Calcio, il Catania accelera sul mercato con 4 nuovi acquisti e prepara la partenza per il ritiro di Norcia. Tra cessioni, nuovi innesti e lavoro sul campo prende forma la squadra di Varrà e Longo. Bentrovati e apriamo il nostro telegiornale con una vera e propria tragedia accaduta all'Aquila. Un volo di oltre 12 metri ha infatti spezzato la vita di una giovane allieva della Guardia di Finanza di 22 anni. La ragazza era originaria di Alcamo nel Trapanese. La procura intanto ha aperto un'inchiesta per ricostruire la tragedia avvenuta nella scuola ispettori di Coppito. Sentiamo. Un volo nel vuoto di oltre 12 metri. È morta così la giovane allieva della Guardia di Finanza di appena 22 anni, originaria di Alcamo, precipitata dalla finestra del suo alloggio all'interno della scuola ispettori di Coppito, all'Aquila. Una tragedia che scuote l'intero corpo delle Fiamme Gialle e sulla quale la procura adesso vuole fare piena luce. Gli investigatori hanno aperto un fascicolo e stanno ricostruendo le ultime ore della ragazza, ascoltati amici, compagni di corsa e commilitoni per capire se qualcosa nei giorni precedenti potesse far presagire il dramma. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti si fa strada anche quella del gesto volontario, ma chi la conosceva racconta di una ragazza riservata, determinata e che non avrebbe mai manifestato segnali di disagio. I genitori della giovane hanno già raggiunto l'Aquila. Solo pochi giorni fa la 22enne aveva ricevuto la tradizionale consegna delle fiamme, il momento che segna l'ingresso ufficiale nel percorso da allievo maresciallo. Intanto il ricordo corre sui social, tra i messaggi più condivisi quello di una collega che, richiamando il motto della Guardia di Finanza, scrive: «Anche noi abbiamo il diritto di essere fragili, di piangere, di voler lasciare tutto. Non lasceremo però che il silenzio cada su di te». È scoppiata una polemica piuttosto accesa dopo le parole del procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, sulle carceri. Aveva detto ieri che lo Stato non controlla più le carceri. La risposta, la replica è stata invece quella del ministro Nordio, che ha detto sono frasi gravissime. De Lucia ha perso il controllo, ma sentiamo tutto nel servizio di Marco Gullà. È De Lucia che ha perso il controllo di se stesso e di una gravità inaudita che un procuratore offenda l'intero corpo della polizia penitenziaria che svolge il proprio dovere mettendo a rischio la vita. È dura la replica del ministro della giustizia Carlo Nordio alle dichiarazioni del procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia, secondo il quale le carceri non esplodono solo perché i detenuti non vogliono farle esplodere e il controllo appartiene solo alle organizzazioni criminali che vogliono lasciare le cose come sono. Un botta e risposta dai toni molto accesi, consumatosi a distanza dopo che De Lucia, intervenendo a un incontro ai cantieri culturali alla Zisa di Palermo, aveva affermato che le carceri non sono più sotto il controllo dello Stato. Il procuratore aveva inoltre aggiunto che all'interno degli istituti penitenziari si svolgono persino call conference con l'esterno. Tra gli esponenti delle famiglie mafiose detenuti
e quelli liberi oramai avvengono come una normale call conference fra chi sta in carcere, chi sta fuori, chi sta in un altro carcere. Ecco, questa situazione semplicemente non è più tollerabile. Il ministro Nordio ha quindi proseguito la sua replica. Questo non è il modo migliore per creare quell'atmosfera di leale collaborazione che stiamo costruendo con interlocuzioni attente sia con il procuratore nazionale antimafia, sia con il CSM, sia con l'Associazione Nazionale Magistrati. A Scordia, nel Catanese, un carabiniere di 25 anni è stato ferito con una coltellata sferrata da un 28enne. Il militare era stato chiamato dal fratello del giovane che minacciava il suicidio. L'aggressore è stato arrestato e noi sentiamo il racconto del carabiniere di quei terribili momenti al microfono di Salvo Cona. Sta bene, ma ha rischiato la vita il carabiniere intervenuto in una abitazione di Scordia nel Catanese in risposta a una richiesta di aiuto del fratello di un 25enne in forte stato di agitazione che, secondo quanto ricostruito, manifestava intenti autolesionistici. Durante l'intervento il militare è stato colpito con un'arma da taglio che gli ha provocato una ferita che è stata suturata dai sanitari dell'ospedale di Militello in Val di Catania. Ho fatto giusto a tempo a scansarmi, non tanto da evitare il colpo perché purtroppo era la distanza troppo ravvicinata, ma al punto tale da evitare di riportare danni ingenti, insomma. Poi sono arrivati i suoi colleghi a dare manforte, no? Sì, sono arrivati qualche minuto dopo, ma comunque sono arrivati, hanno dato una grande mano. In ospedale Andrea Risdonna ha ricevuto la visita dei vertici dell'Arma Provinciale e del comandante della compagnia dei Carabinieri di Palagonia, Alfonso De Stefano. Un'esperienza che le ha messo paura? No, assolutamente. Rispetto per tutti, ma paura di nessuno. Sono un militare dell'Arma dei Carabinieri, quindi rispetto sì, per la gente. Noi siamo qui a disposizione per la gente, appositamente per aiutarli, ma paura di nessuno. L'aggressore è stato arrestato con l'accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesione e danneggiamento aggravati e per porto illecito di oggetti atti ad offendere. Ladro in azione a Ramacca, nel Catanese. Il proprietario di casa lo scopre e dopo una lite lo ferisce a coltellate. Il 37enne è stato arrestato per furto ed è in prognosi riservata all'ospedale di Caltagirone. Sentiamo Luca Ciliberti. Sorprende un ladro a rubare dentro la propria abitazione a Ramacca, nel Catanese, e lo accoltella al culmine di una violenta colluttazione. Il proprietario di casa, un cinquantenne, al suo rientro avrebbe visto l'uomo incappucciato all'interno della cucina e sarebbe intervenuto immediatamente. Avrebbe preso un coltello da caccia e durante una lite tra i due avrebbe ferito il rapinatore di 37 anni, originario di un paese dell'est Europa. Il ladro, in un primo momento, sarebbe riuscito a fuggire, ma è stato poi rintracciato a poca distanza dall'abitazione dai carabinieri di Palagonia. Al momento il rapinatore è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Gravina di Caltagirone con ferite plurime perforanti all'addome e al torace ed è piantonato in stato di arresto dalle forze dell'ordine con l'accusa di rapina e lesioni personali aggravate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Ramacca per i primi accertamenti e i militari della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo di Catania per i rilievi tecnici. Da una prima ricostruzione dei fatti sembra che sia stato proprio il proprietario dell'abitazione a chiamare immediatamente i carabinieri e avrebbe consegnato lui stesso l'arma agli investigatori. Al momento l'ipotesi è di legittima difesa, ma le indagini dovranno chiarire l'esatta dinamica dei fatti. Sul caso ha aperto un'inchiesta alla Procura di Caltagirone competente per territorio, guidata dalla procuratrice Rosanna Casabona. La famiglia del capo reparto dei Vigili del Fuoco, Alessandro Marchi, compie un primo passo dopo la tragedia di San Cataldo. È stato infatti nominato un legale che seguirà gli eventuali accertamenti sulle cause del decesso. Il servizio è di Rita Cinardi. A 2 giorni dalla morte del caporeparto dei Vigili del Fuoco Alessandro Marchi, deceduto durante le operazioni di spegnimento dell'incendio in Contrada Mimiani nelle campagne di San Cataldo, la famiglia ha deciso di nominare un legale per seguire gli sviluppi della vicenda. I familiari chiedono che venga ricostruito con precisione quanto accaduto durante l'intervento. Vogliono capire se il decesso sia stato provocato esclusivamente dal malore, se possa aver inciso l'inalazione dei fumi sprigionati dall'incendio e se tutte le procedure operative di soccorso previste in casi come questo siano state rispettate. L'incarico è stato affidato all'avvocato Sergio Iacona, che assisterà i familiari negli eventuali accertamenti disposti dall'autorità giudiziaria. I familiari di Alessandro Marchi
stanno vivendo un immenso dolore che è difficile descrivere a parole. Mi hanno conferito un mandato legale esclusivamente allo scopo di conoscere le cause di questa immensa disgrazia e hanno totale e incondizionata fiducia negli accertamenti che farà la magistratura. La salma del vigile del fuoco si trova ancora all'obitorio dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. La procura sta valutando se disporre ulteriori accertamenti, compresa l'eventuale autopsia per chiarire le cause della morte. Gli incendi continuano in Sicilia, alla mano dei criminali, dei piromani, quasi sempre dietro l'origine dei roghi. La conferma arriva dalla Protezione Civile regionale, che adesso chiede a tutti i soggetti istituzionali interessati più interventi sulla prevenzione. Luca Ciliberti. Da sabato scorso i vigili del fuoco siciliani hanno raddoppiato i turni di tutte e 9 comandi provinciali, compresi quelli dei distaccamenti. Una media di 850 persone giorno e notte in tutta la Sicilia, ai quali si aggiungono i forestali sulla carta 14.000, di cui 5.000 utilizzabili nel servizio antincendio. I mezzi poi sarebbero anche sufficienti per gestire l'emergenza ordinaria. Quindi non è una questione di uomini o di mezzi. La situazione di questi giorni, in cui la Sicilia ha cominciato a bruciare praticamente ovunque, ha acceso i riflettori sulle dinamiche che dovrebbero centrare le cause anche sui controlli. Il 99% degli incendi sono dolosi o colposi per mano umana, approfittando delle temperature elevate e del calore che abbiamo avuto e del vento. Occorre presidiare il territorio, le forze dell'ordine, dipendenti comunali, protezione civile, tutti dobbiamo essere presenti in modo che queste persone non commettano questi atti. Un controllo del territorio che dovrebbe essere preventivo per fermare la mano dei piromani che puntualmente tornano a colpire ogni estate quando le temperature rendono le campagne e le riserve più vulnerabili. Lo stesso direttore Cocina racconta di aver trovato tracce inequivocabili dell'azione criminale che non lasciano dubbi sulla matrice dolosa o colposa di questi roghi. Un'emergenza che necessita di interventi strutturali di tutti i soggetti istituzionali coinvolti. E adesso al costo dei carburanti, di nuovo alle stelle tra automobilisti, tassisti e autotrasportatori. Cresce infatti la preoccupazione per i nuovi aumenti del costo del carburante, che in alcuni casi, l'abbiamo trovato, arriva a costare 2,46 euro al litro. Desire Ferlito. A volte anche per andare a comprare il pane prendevo la macchina, adesso preferisco andare in bici o fare 2 passi a piedi. Il pieno torna a fare paura. Dopo lo stop al taglio delle accise, benzina e diesel sono tornati a correre e proprio nel cuore dell'estate fare rifornimento pesa sempre di più sul bilancio delle famiglie. Io mediamente mensilmente ho un costo sui 200 euro in più rispetto a prima. Il prezzo medio della benzina sfiora ormai i 2 euro al litro, mentre il diesel arriva a costare 2,46 euro al litro. Prima cercavo di mettere e la mettevo la benzina una volta a settimana, adesso con 20 euro 3-4 giorni devo subito rimettere il pieno. Ma prima un pieno era 12 euro perché ho lo scooter, ora è 15 euro. In Sicilia rinunciare all'auto è spesso impossibile. Tra piccoli comuni, lunghe distanze e collegamenti pubblici non sempre efficaci. Il carburante diventa spesso una scelta obbligata che si traduce in un inevitabile aumento. A pagare il conto non sono solo gli automobilisti, aumentano i costi anche per gli autotrasportatori e le imprese. Secondo te può incidere sui costi di consegna? Sì, certo, ovviamente sì. Aumenta il prezzo del gasolio, aumentano la materia prima, che è il cibo, il mangiare, i trasporti e tutto. L'aumento della benzina incide sul costo? Tantissimo, sì, tantissimo. Noi stiamo mettendo abbastanza al mese. Ma questo lo paga poi il cliente? No, lo paghiamo noi. Ogni pieno dura pochi giorni, le conseguenze di questi rincari invece rischiano di pesare molto più a lungo su un'economia che continua a fare i conti con il carovita. Come lo Stato ci deve guadagnare e allora per colpa degli altri ci andiamo anche noi nel mezzo. Se dovesse descrivere con una sola parola l'aumento della benzina, quale sceglierebbe? Una follia. È pazzesco. C'è una pausa, torniamo tra poco per occuparci di una raccolta firme della CGIL a Catania per una sanità più giusta, più equa. Dunque una sanità per tutti. A tra poco. E adesso torniamo in studio per la seconda parte, una giornata di partecipazione
Impegno civile, mobilitazione per mettere al centro i diritti delle persone. La CGIL di Catania è stata ieri presente nelle piazze con i banchetti per la raccolta firme a sostegno delle 2 proposte di legge di iniziativa popolare dedicate alla difesa della sanità pubblica e alla costruzione di un sistema di appalti più equo, fondato sulla qualità del lavoro, sulla sicurezza, sul pieno rispetto dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Difendere il Servizio Sanitario Nazionale significa garantire il diritto universale alla salute. Sentiamo adesso Valentina Di Magro della CGIL di Catania proprio su questo tema. Stiamo promuovendo questa raccolta firme per dare una sanità a chiunque, dare un sistema sanitario equo, dare la possibilità di cura a chiunque ne abbia bisogno, valorizzare il sistema sanitario pubblico e valorizzare anche e soprattutto il lavoro all'interno della sanità. Per quanto riguarda invece gli appalti, la nostra attenzione ricade principalmente sulla dignità del lavoro e sulla qualità del lavoro, con una particolare attenzione alla ditta appunto che appalta, affinché ci sia una equità distributiva per chi svolge le stesse mansioni e ci sia anche una garanzia dal punto di vista della salute e della sicurezza. E adesso cambiamo decisamente argomento. Dopo oltre 30 anni dall'istituzione della riserva naturale orientata delle Saline di Trapani e Paceco, il fenicottero rosa ha nidificato per la prima volta. Sono 3 al momento i fenicotteri nati e altri se ne attendono nelle prossime settimane. La loro nascita rappresenta la conferma di un percorso di tutela costruito nel tempo dal WWF che gestisce la riserva. Laura Spanò. Un evento destinato a entrare nella storia della conservazione della natura in Sicilia. Per la prima volta il fenicottero rosa ha nidificato all'interno della riserva naturale orientata delle Saline di Trapani e Paceco, gestita dal WWF, dando vita al primo sito riproduttivo della specie nella Sicilia occidentale. Un risultato che rappresenta il coronamento di oltre 30 anni di attività, tutela e valorizzazione di uno degli ecosistemi umidi più importanti del Mediterraneo. Dalla scorsa primavera nell'area protetta è stata documentata la presenza stabile di oltre 600 fenicotteri concentrati in una zona dove sono stati censiti circa 50 nidi. I primi 3 pulcini già nati hanno età differenti, 4 settimane, 15 giorni e pochi giorni, mentre la colonia continua a essere in piena evoluzione con altri esemplari ancora in cova e con la possibilità che si formino nuovi nidi nelle prossime settimane. Il WWF prosegue un costante monitoraggio per evitare qualsiasi forma di disturbo all'interno della riserva. Un ruolo importante da sempre è svolto però dai salinari, che mantengono l'equilibrio ambientale delle vasche, garantendo le condizioni favorevoli alla biodiversità. Adesso c'è un'altra pausa, torniamo tra poco per il calcio. E siamo tornati in studio, siamo al calcio per il Catania, doppia seduta di allenamento al Massimino e lunedì tutti pronti per la partenza per Norcia, seconda parte del ritiro. Nelle ultime ore poker di acquisti per il club rossazzurro. Sergio Colosi. Dopo Torre, Rinaldi e Pagliai, il ritorno di Michael Liguori ha completato un poker di acquisti funzionale al progetto targato Varrà Longo. Catania ha dimagrito e più giovane, rinnovato nell'organico, ma sempre ambizioso. Penultimo giorno di lavoro oggi al Massimino con una doppia seduta. Stesso programma domani. Lunedì la partenza per la seconda fase del ritiro a Norcia, sino all'immediata vigilia della gara di Coppa Italia, in programma l'8 agosto a Vicenza. Varrà continua a lavorare sul mercato a 360 gradi, tra cessioni, la prossima a Di Noia con destinazione San Benedettese, e acquisti seguiti Marco Perrotte e Andrea Moretti per la difesa, Cosimo Patierno, Luca Pandolfi e Roberto Insigne per l'attacco. Direttamente a Norcia arriveranno altri rinforzi per portare qualità ed esperienza. Sul campo Longo prosegue il lavoro di valorizzazione di chi è sotto contratto, di chi si è cucito addosso la maglia rossa azzurra e può essere ancora protagonista del nuovo progetto, dove si esaltano il collettivo, la fase offensiva, l'impegno e l'unità dello spogliatoio. Non ci sono altri aggiornamenti, dunque questa edizione finisce qui. Grazie per averci seguito, una buona giornata, una buona mattinata a tutti voi e ci rivediamo alle 14 per la prossima edizione di Sicilia 24.
Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.